Domenica 26 maggio, urne aperte in Italia dalle 7 alle 23 per le elezioni europee. I cittadini italiani sono chiamati a scegliere i nuovi deputati del Parlamento dell'Unione Europea che resteranno in carica per i prossimi 5 anni. Per legge ogni Stato membro può eleggere al massimo 96 europarlamentari e come minimo 6. Soltanto la Germania al momento ne elegge 96, mentre nel 2014 l'Italia ne eleggeva 73, come il Regno Unito e uno meno della Francia. In Italia la legge elettorale che regola le elezioni europee è del 1979, firmata dall'allora Presidente della Repubblica Pertini. Si tratta di un proporzionale puro, al quale nel 2009 è stata poi aggiunta una soglia di sbarramento del 4%. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Grazie al voto di preferenza ogni elettore potrà scrivere fino a 3 nomi presenti in una stessa lista, ma sempre rispettando la rappresentanza di genere, cioè non si possono votare tutti maschi o tutte donne, in quel caso il terzo voto verrà annullato. L'Italia viene divisa in 5 circoscrizioni: nord-occidentale, nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e l'Italia insulare, che vede appunto la Sicilia insieme alla Sardegna. Ogni circoscrizione elegge un numero prestabilito di europarlamentari rispettando i criteri proporzionali con uno sbarramento al 4%. Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio comune che avranno compiuto 18 anni di età entro il 26 maggio del 2019. Sono elettori anche i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione Europea che a seguito di formale richiesta abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza. Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione Europea che non intendono votare per i membri dello Stato dove risiedono possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi presso i consolati italiani, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Lo scrutinio delle schede, che consentirà di avere i risultati delle elezioni europee, inizierà alla chiusura dei seggi in tutta l'Unione Europea. Gli elettori dell'Italia insulare riceveranno la scheda rosa e saranno eletti 8 rappresentanti al Parlamento Europeo.